Buonasera! Bentornati amici con che novità su Teleportone! E allora, come va la Pasqua? Beh, io giocai nuovi! Chissà mai? Abbastanza, ma comunque amici noi vi ringraziamo per il grande calore che ci avete fatto sentire nella settimana in cui non siamo andati in onda. Eh sì, ci avete dato a sentire la presenza! Con cosa iniziamo? Con il signor della volta! Il servizio Pillole di Storia! Ben ritrovati amici con la rubrica Pillole di Storia con il signor della volta. Oggi ci troviamo a Santa Giulia. Posta la foce del Po di Gnocca ha assunto il nome attuale solo nel 1934, quando il proprietario terriero della zona, il signor Locatelli, in onore della sorella Giulia, ne cambiò il nome che fino ad allora era stato Polesine dei Sospiri. Oggi gli abitanti sono 200 circa. Da segnalare le vicine località di Cassella, Ivica e Camora. Speriamo no. L'enigma. E poi ci troveremo come le star a bere il whisky a Roxy Bar. Qui è Fiorello che parla da Teleportatore. Cari amici, qui siamo a Donzella. Questa frazione è situata tra località Coe e le Tre Camore e dista solo 2 km dalla sede comunale. Il nome della località è dedicata alla figlia del nobile veneziano Farsetti, che aveva possedimenti nella zona fin dal 1500. Conosciuta dai veci famigli come Cavarsiti, alla morte di Farsetti nel 1530 i beni gli ereditò la figlia, nubile donzella, da cui deriva infatti l'attuale nome della frazione. Un saluto a tutti cari amici, e intanto che aspettiamo la prossima rubrica, andiamo a fare due essere in sala da baglio, a vedere se su voce a fare qualcosa anche. Ciao! Beh, ma adesso, di cosa parliamo? Adesso tema scottante. Bara, mio piacere. Ostia, ma adesso veramente ne parliamo. Noi di Teleportori non abbiamo paura, è un argomento molto delicato, ma vogliamo sapere cosa ne pensa la gente. Unioni civili. Guardate questa storia. Ehi, ciao ragazzi. Ciao. Cosa fai stasera? Ma Bello. niente, no. Niente, veramente. Ma proprio niente? No. Va. Niente. Ma buon ciao. Insomma, Mia, andrò a fare un giro in bicicletta adesso. So che faccio. E andaci a parchi. Bon, ciao Nicola. Ma sei loro? Ah, mamma mia. Io proprio le unioni civili queste qui. Pensi che piacesse un'altra roba mi? Buonasera signora, cosa ne pensa delle unioni civili? Guarda, mi vecchioi per fortuna io tutti quattro sposa, però assomina una che descrivono anche che faccende lì, tutto lì insomma ecco, però si è sposa etero sarebbe meglio ecco. Ciao a tutti, premetto che non sono d'accordo per le unioni civili, io sono per la famiglia tradizionale, uomo, donna e bambino. Non accetto uomini con uomini e donne con donne. Ciao Fioi! Buonasera, signor col cappotto. Buonasera. Ma se non pensa a lui le unioni civili? Perché per le unioni civili la gente la può fare quel che la vuole, basta che due persone svogliano bene. Uomini, donne, nessun problema. Grazie proprio. Sai tu fare? A su di guardarmi Lupin in 3D. Sì, un quad, ma è un passato, ma. Ma sai che adesso? Flash News. Purtroppo per Pasqua e Pasquetta non è stata sistemata la passerella per raggiungere le spiagge di Bocca 7 barricata. L'opposizione accusa la giunta per il ritardo. In tutti i comuni, e quindi anche nel nostro, vi è la possibilità di firmare per la proposta di legge a favore della legittima difesa, presentandosi con un documento di identità. Si vocifera che i ragazzi di Teleportole parteciperanno alle audizioni per Italia's Got Talent.
Grazie al casting, il 17 aprile in tutta Italia e quindi anche da noi si andrà alle urne per il referendum abrogativo avente lo scopo di bloccare le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi. Grande affluenza di turisti nel nostro comune in occasione delle vacanze pasquali, locali pieni e l'economia che gira. Ragazzo! A parte una tosse da dopoguerra. Allora, Barda Medicina 33. Va, guardiamoci. Dottore, ma sa che ha che il signor Chi? Come cocaina d'aghi? Una pastiglia chini? Ma sa che ha detto? Ma te termini proprio tutto? La pastiglia nera, quella che torti a scuola, tutte le mattine sul banco. Ah sì, adesso mi in mente, sì. Ma sarà te gli inventi, e ora che vai in pensione, bello. Vai. Se devo lavorare? Capisco di lavorare. Devi lavorarti? Sì. Qui devi lavorare? Allora. Ma sai che fare? Ma, hasta che lavoro. Chi non lavora non fa l'amore. Questo mi ha detto ieri mia moglie. A casa stanco ieri ritornai. Mi son seduto, niente c'era in tavola. Ma Gexi tanto lavoro quindi? Te lo saprò dire la prossima settimana. Perché? Perché è qui caiò la mina. Ma la prossima settimana ritorna l'oroscopio pioggia. E vedremo una pubblicità molto particolare. Però cari amici, per cause di forza maggiore... Lascia andare. A crepin su. Quindi, ma siamo arrivati al momento dei saluti! Ricordatevi di cliccare mi piace alla pagina Facebook di Teleportole, condividete i nostri video e siamo anche su YouTube. Cari amici, grazie di tutto, condivideteci e seguiteci, alla prossima settimana! Ciao! Amico da New York, saluto a Teleportole. Un saludo a Teleportole, direttamente da New York Times Square, saludo a Teleportole. Ci vediamo dopo, arrivederci. Grazie. Saluta gli amici di Teleportole, vai. Saluto tutti, arrivederci alla prossima puntata. Molto bene.